sì, per fare il cavaliere mi voleva al manco un cavallo e mi fia adesso l'unico cavallo che so rivale sì è quello delle braghe. Basta lamentarsi, in fin dei conti la mia vita è tutta rose e viole. Peccato sono allergico. Che grama vita, che vita grama. E pensare che una volta non la sera mia così, una volta la sera tanto pese. Pensavo gli altri che la mia famiglia la sera così poareta, ma così poareta che se mi non fosse nato maschietto non avrei più niente con cui giocare. Mi diceva, non sta a preoccuparti, che prima o dopo le robe le tenderà dritte anche a te. Sì, te andrà dritte. Oh, con tutte le robe che potevano andare storte, proprio quella carrozza là doveva andare dritta, addosso a me. 3 mesi di ospedale mi sono fatto, anche l'osso del fegato mi sono rotto. E mi diceva, non sta a preoccuparti, che la fortuna la sei una rua che gira e prima o dopo la girerà anche dalla tua parte, perché il culo, o bene o male, lo abbiamo tutti da quando siamo appena nati. E me modestamente avrei anche un bel culetto se la spiga non la fosse sempre lì che a me guarda. Ed eccomi qua, guardami, senza neanche una buona azione da compiere, non so, una principessa da salvare, un drago da copare, qualcosa per dimostrare il valore di un cavaliere errante, insomma. Sì che mi per le bestie feroci sarei anche portato. Avevo una forza che sarebbe un drago con una man sola. Dicime voi altri dove che ha giocato un drago che ha una man sola. Per le donne, a dire la verità, la potrei andare anche a meglio. Stavolta pensavo di essermi sistemato. L'altro giorno la Susanna me ne fa: domani vieni a casa mia che non c'è nessuno. Mi sono andato a casa sua il giorno dopo. Non che c'era proprio nessuno. Guardami qua. Avilio come un brufolo schisato. Al manco Robin Hood rubava ai ricchi per dare ai poveri, dopo rubava ai poveri che si era diventati ricchi per dare ai ricchi che si era diventati poveri. Hanno sognato a volte di rubare ai ricchi e poveri per dargli il Mattia Basar. E l'avevo già fatto. Questo è un'ape, guarda, brutta e pelosa. Ella, nella sua ignoranza, la fa il miele. Nella mia infinita intelligenza, l'unica roba che so buon de fare è un po' di cerume. Oh, nella vita che te corri, che te cammini, oppure ti senti e ti aspetti, prima o dopo, un deficiente che ti sempre. Dai, bastone merduga, sei come sparare a me. E vuole dire che sei come portare via i bambini alla Croce Rossa? Proprio quello che volevo dire, se te mi assavi un attimo di tempo. Ma siccome ormai di tempo mi resta così da buco, detto poco ben facile. Sono demorata. Sono andato al dottore e mi ha dato 6 mesi di vita. Mi dispiace. No, non sta a preoccuparti. Siccome che non avevo mica per fare subito la visita, ora mi ha dato 6 mesi. E comunque, sono buona compagnia. Sì, Per tranquillizzarmi che ha trovato il dottore e mi ha detto che al mondo c'è tanta gente che sta peggio di me. Pensa che addirittura ogni volta che respiro muore uno. che tu provava a fare qualcosa per l'altro. Sono andato dal dottore perché mi pareva di avere problemi di vista. Hai veduto poco? No, avevo anche a massa. Pensa che addirittura certe volte mi guarda vedere che doppio. Sarà perché ti vedo oggi? Mi sa che te cazzo.
Comunque, finita la visita, il dottore mi ha ordinato subitissimo gli esami del sangue. E sono stato su tutta la notte. Anche 1000 volte ho fatto gli esami del sangue, ma mi negavo già. Forse se anche a me stavo su tutta la notte a studiare come te. Ma che studiare? Io mi ha detto che non dovevo mangiare niente da mezzanotte in poi. E ora mi sono consolato bevendo. D'altronde anche a te ti avevi pure il diritto di impianare stomaco in qualche maniera. Anche massa, e ho fatto ben setta. Sì? Mi sa che non mi ha trovato niente, ma a parte qualcosetta in piccolissime dosi. Ti hai trovato il polistirolo. Grazie, Ti hai trovato gli acidi grassi ciccioni. grazie, Ti hai trovato le piastrelle. grazie. Tracce, solo tracce. Tracce di sangue nell'alcol storia. Ma perché il sangue doc? Ma te avrei il globulo rosso Cabernet e il globulo bianco Pinot? Insomma, quanti gradi siete? Intanto per farla con via che altro mi ha detto che ho il fegato bussato. E il fegato busato? Ma ti fumi? Quello che l'ho detto anche a me. E comunque adesso se bussate notte. Perché di giorno lo tengo sempre bene. Fatto bene. Adesso comunque se è meglio che andiamo a beversi qualcosa, non voglio dire che se bruciasse anche il mio di fegato. Ma che tu sei in mente dove che potremmo negare i nostri dispiaceri? Io pensavo di andare fin da Tristano. Ma da Tristano non c'è una pizzeria. Appunto, l'uscita che mandavo a Tristano, il pizzaiolo siciliano, se mi offriva un posto di lavoro nella sua pizzeria. Ma te appassi tu uscita mai? Ma sapevo mi ha cercato un lavoro. Un lavoro? Ma dai, mi adoro il lavoro! Mi staria sentare ore a guardare la gente che lavora! Ah, mi sento, mi piacerebbe lavorare. Una volta ti hanno detto. E il barista, ecco cosa che mi piacerebbe fare. Farei a me. Così potrei assaporare come che si sta dall'altra parte del bancone. Vabbè, intanto se è meglio che andiamo a beversi qualcosa di buon e di forte. Aspetta, prima che mi dismente. È il male del dottore. E il mega di tonca. Sì? I liquori, completamente. Vabbè, poi nessuna pressa. C'era un ragazzo che come me amava il whisky e il vin brûlé, che gira il mondo appena se butta su del caffè o del tè. Non sarà bello ma taccahero, aveva 1000 bosse, cantava hit e dai che te ridi, che buone Gino Jägermeister. C'era un ragazzo che come me amava il whisky e il vin brûlé, cantava viva la libertà, vino e birra a volontà, ma è il dottore che ordina e basta bevere poi si fa. Stop con la Lescott, stop col Clinton, stop e mega dito va al bar e so tutto d'un fiato. Cin 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 cin.